Maria Rossi è una donna imprenditrice e soddisfatta di quello che siamo riusciti a mettere in piedi in tutto questo tempo. Sono una mamma di 4 figli, ho una bella impresa, piccolina per quello che mi riguarda, di cui sono molto orgogliosa, che si chiama Synapse Informatica. Sono una donna informatica. La mia carriera è cominciata quando la mia passione per le scienze matematiche c'è sempre stata. Poi mio padre aveva per me una visione di una carriera da maestra, quindi ho fatto le magistrali, ma non era quello comunque che mi piaceva fare. Vabbè, ho fatto un anno integrativo perché a quel tempo si poteva accedere alle facoltà scientifiche soltanto facendo questo anno. E terminato l'anno integrativo avevo comunque un desiderio di portare avanti queste mie cose e mi sono iscritta a matematica. Ho insegnato per qualche anno, prima alle elementari, poi alle superiori. A un certo punto la mia carriera si è fermata, mi sono permessa di dedicarmi alla mia famiglia. Dopo un po' di tempo ho aperto questa carriera, questa azienda, come è successo in un modo, direi casuale. Ero all'interno della struttura della struttura CED di mio marito, al quale avevo promesso di dare una mano, così anche per passare un po' il tempo, perché a casa non riuscivo a stare dentro i panni solo di una mamma, anche se comunque è un bel lavoro. Ma cosa ho visto? Che i costi di sostegno di questo CED erano tanto elevati e ho suggerito di valorizzarlo. E quindi come abbiamo realizzato questa cosa, estrapolandolo, quindi creando uno spin-off che a quel momento lì è diventata la mia realtà. Synapse è nata lì. Le difficoltà non sono mai mancate perché il lavoro cambia, no? La richiesta del mercato cambia, non è che tu fai una cosa e per tutta la vita la farai. Ho cominciato io con la mia valigetta ad andare in giro dai clienti. Il primo cliente era al centro Milano Fiori ed è arrivato dalla Svizzera in elicottero. Questo signore che tutti chiamavano solo l'ingegnere perché era così, però non mi sono fatta intimidire, questo è il discorso, bisogna andare avanti e anche se ti guardano dalla testa in giù, questo è un altro passaggio importante, ti guardano dalla testa in giù, sei una ragazzina e sei una donna, cosa ci fai qua in mezzo? Siamo tutti maschietti, tu non capisci niente, quindi superare questo gap mentale non è stato facile, si fa con la competenza e poi dritti per la tua strada. Allora, diciamo che all'inizio della società avevo una persona con cui collaboravamo che aveva il ruolo di presidente, perché appunto io avevo la famiglia a cui dedicarmi e quindi avevo un ruolo meno presente in termini di ore di lavoro. L'importanza lo stesso, ma avevamo dato a lui questa responsabilità e quindi ho potuto mantenere il ruolo del lavoro, come si dice, in una modalità light, soft all'inizio, perché avevo i bambini piccoli. Comunque sia, la mia mezza giornata me la facevo sempre finché loro erano a scuola o all'asilo e poi il pomeriggio tante babysitter. Il mio ragionamento è stato: prendo 10, spendo 10, non mi interessa andare avanti perché poi arriverà. E questo è stato il motivo per cui ho mantenuto, nonostante le difficoltà di bilanciare i tempi, ho mantenuto questa linea e sono contenta perché adesso ho tutto il tempo a disposizione per la mia azienda. Azienda non solo, perché so che lei è impegnata anche in Confindustria. Sono impegnata in Confindustria perché ho apprezzato i servizi di Confindustria quando io sono partita e ne avevo bisogno e quindi a un certo punto ho detto: se posso essere d'aiuto, eccomi qua, e quindi se mi volete coinvolgere ci sono. Adesso non è che faccia chissà che, però insomma faccio parte del Consiglio Generale della Sindustria Veneto Centro già da 2 anni e da 1 anno del CIF, Comitato per l'impresa femminile della Camera di Commercio di Padova. Come è cambiata secondo lei l'impresa da quando ha iniziato lei ad oggi?
Le imprese sono sempre imprese. Nel vero senso della parola, un'impresa. È sempre un'impresa, brava. È sempre un'impresa, c'è sempre da costruire un progetto, da presentarlo, da convincere istituti di credito piuttosto che finanziatori di qualche tipo che il tuo progetto vale. Ed è sempre quella, non è cambiata la sostanza, è cambiato il modo di fare impresa perché la concorrenza è cambiata, perché c'è la globalizzazione che 30 anni fa, quando è partita la mia società, non c'era così tanto ben radicata, quindi le difficoltà sono maggiori. Quello che temo ci sia oggi è la minor capacità di mantenere dritta la barra. Quindi ci si arrende più facilmente e questo non va bene. Questo è il problema che io vedo, perché gli istituti di credito danno tassi molto agevolati. Ci sono tante forme di finanziamento agevolate che volendo uno può trovare a propria disposizione. Si tratta di essere capaci di presentare un progetto credibile, che stia in piedi, che non è solo una fantasia, e di essere convinti, perché se tu sei capace di convincere qualcuno che quel che tu stai facendo è valido, si va. E alle donne imprenditrici che cosa dire? Non c'è differenza tra donna e uomo in caso di fare impresa. Si fa impresa a prescindere. Se tu hai un'idea di progetto, un'idea di impresa, la devi portare avanti indipendentemente dal fatto di sentirsi. Non si deve sentire donna. Le pari opportunità sono un grande progetto per aiutare tante tipi di situazioni, ma il mondo dell'impresa non ha questo problema. Io trovo oggi molto più di ieri riconoscimenti, accreditamenti per il mondo femminile. Ci sono tanti esempi di donne che hanno scalato le vette in politica piuttosto che anche il mondo della scienza è quello che permette più spazi. Se devo dare un consiglio è quello di lavorare, di prepararsi anche alle giovani che studiano ad affrontare settori di tipo tecnologico, digitale, dove ora c'è molta richiesta. Lì ci sono degli spazi sui quali si può fare un gran lavoro anche come donne, perché noi abbiamo tra l'altro una forma mentis che è aiutata dall'intuito. Non è più un problema come una volta, non c'è più questa discriminazione, per fortuna è stata passata, adesso è in mano nostra la capacità di farci spazio nel mondo dell'impresa.